Laura Ferrari vi dà il benvenuto per questa puntata natalizia. Noi siamo venuti a Cimadolmo in provincia di Treviso, ospiti del ristorante Le Calandrine, dove l'atmosfera natalizia non si vive solamente, diciamo, sul piatto, ma anche grazie ai meravigliosi addobbi che potete vedere qui alle mie spalle. Eccomi in compagnia di Gianni Contessotto, uno dei titolari del ristorante Le Calandrine. Gianni, quando si entra all'interno del vostro ristorante si capisce come sì, il Natale si vede anche all'esterno attraverso i vostri addobbi, ma quello che si capisce è che il Natale voi ce l'avete dentro. Che significato ha per voi, per lei Gianni, questo momento, questo periodo? Beh, questo deve essere un momento magico, magico per me, per la gente, deve capire che abbiamo simboli importantissimi, tipo presepe, albero di Natale, e bisogna farlo sentire soprattutto ai giovani l'importanza di queste cose. Vero, non fare il presepe, non rinnovare ogni anno le nostre tradizioni, inevitabilmente secondo me significherebbe perderle un po' alla volta. E invece voi tutti gli anni, da quanto tempo Gianni? Da 31 anni facciamo questo, il presepe poi è molto importante, è un simbolo nostro, soprattutto non solo cristiano, ma ognuno dovrebbe capire che il presepe è importante. Quanto ci mettete Gianni ad allestire tutto questo? Questa è una bella domanda. Allestire tutto questo ci vuole parecchio, ci vuole innanzitutto organizzazione e ci vogliono mesi per farlo, mesi. Quindi voi siete partiti in novembre, insomma, per capirci. Esattamente sì, subito dopo i morti siamo partiti con l'interno, con l'esterno e poi l'interno, scusate. Ho visto proprio lì dietro l'allestimento di cos'è? È un presepe? È un presepe anche quello? Sì, questo è un presepe molto vecchio, fatto da un artigiano del posto, è molto importante, dovrebbe vederlo per capirlo. Ecco. E un po', secondo me, rappresenta anche quello che voi eravate. Voi siete partiti da una struttura che era una struttura tradizionale rurale, no? Bravissimo, una stalla. Infatti noi avevamo la prima sala nostra, quella interna era una stalla. Quindi poi piano piano l'avete ristrutturata. Esatto. Piano piano, avanti avanti, siamo arrivati fino a qua. Grazie a Gianni Contessotto. Amici, restate con noi perché adesso la linea va a Treviso. Vi facciamo vedere un servizio su un convegno dedicato alle DOC.